Terza vittoria esterna del campionato dell'Agragas di Marco Coppa, che pur in emergenza mancavano diversi calciatori per infortunio, ha sciorinato una prova gagliarda e si porta a casa 3 punti veramente molto pesanti. Il tecnico biancazzurro infatti ha dovuto reinventare un nuovo centrocampo adattando alcuni giovani in ruoli diversi, poi effettua al momento opportuno alcuni cambi propedeutici ed ecco rivitalizzare la squadra, che così guadagna meritatamente la vittoria. Si tratta di un'impresa, specie dopo la rabbia accumulata in seguito alla sconfitta interna con il Trapani. Ciò che contava era la forte e pronta reazione sul rettangolo di gioco e la risposta è stata più che positiva. Gara equilibrata, specie nella prima mezz'ora, con qualche sortita in avanti da ambo le parti. Poi al 35esimo un'incursione di Teiu in area Cragantina veniva interrotta con un fallo. Netto il calcio di rigore che l'esperto Cosenza trasformava regalando il momentaneo vantaggio. Corrono i brividi sulla scheda dei pochi tifosi biancazzurri che continuano a incitare i propri beniamini. E così in pieno recupero un'invenzione del giovane Di Mauro serve un perfetto assist per Baio che da 2 passi non perdona. E il meritato pari che arriva ad una manciata di secondi dal riposo. Nel secondo tempo Mister Coppa effettua dei cambi dando maggiore freschezza fisica e più penetrabilità al settore avanzato. Si moltiplicano le azioni da rete per i giocatori dell'Acrecas che sfiorano ripetutamente il vantaggio con Scolzer, Di Mauro, Trombino e poi al 77esimo ecco arrivare il raddoppio. Mannina sicuramente tra i migliori dell'Acregas visto a Castrovillare, appena entrato si libera come Birilli di alcuni avversari, arriva quasi sul fondo e porge il pallone della vittoria al liberissimo Grillo che insacca. Il Castrovillare è alle corde, continua a subire la pressione dell'Acregas e all'89esimo un tiro di Mannina destinato in fondo al sacco viene respinto sulla linea di porta. 3 punti importanti, terzo posto in classifica generale e domenica all'Esseneto arriva un'altra big del campionato di Serie D, la Vibonese. Mister Marco Coppa, una vittoria bellissima dell'Acragas in rimonta contro un battagliero Castrovillari. Sì, è stata secondo me la vittoria più importante fino ad oggi che abbiamo fatto, perché io avevo detto ai ragazzi, avevo anticipato ieri il ritiro in albergo che sarebbe stata per noi la partita più difficile in assoluto, perché venivamo dalla prestazione col Trapani, quella bellissima partita, e potevamo avere un calo di attenzione e di concentrazione. Poi siamo passati pure in svantaggio, però i ragazzi devo dire che ormai hanno in testa qualcosa di veramente importante in termini di mentalità, sono riusciti a recuperare questa partita, a vincerla, abbiamo avuto l'opportunità anche di chiuderla più volte sul 3-1, ma io credo che per il percorso fatto fino adesso questa sia una tappa molto molto importante. Come e dove l'ha vinta l'Acragas questa partita? Ma io come al solito devo dire che la partita dell'Acragas sono partite che in questo momento sono di sofferenza, perché noi oggi abbiamo giocato quasi l'intera gara con 6 under in campo, però i cambi in corso durante la gara mi hanno fatto la differenza, mi hanno dato la possibilità di svoltare e di vincere questa partita. Ti riferisci all'ingresso di Mannina che ha cambiato le sorti del match, Sì, passaggio a rimorchio per Grillo e gol vincente? Credo che sia determinante chi entra e soprattutto il momento esatto della partita in cui entrano alcuni giocatori con alcune caratteristiche che hanno determinato la vittoria di questa gara. Adesso sotto con la corazzata Vibonese, un'altra squadra che cercherà di vincere il campionato, domenica la super sfida all'Esseneto. Adesso è un'altra grande partita, abbiamo pochissimi giorni per prepararla, questo è un periodo di fuoco dove noi però abbiamo continuamente emergenze, non posso fare a meno di dirlo perché anche domenica con la Vibonese non saremo al completo, speriamo di recuperare almeno 2 di quelli che sono fuori, perché in questo momento continuano ad essere fuori 7 giocatori, speriamo di recuperarne almeno 2. Domani intanto ci riposiamo, perché è giusto che i ragazzi si riposino, abbiamo fatto la settimana lunga, riprendiamo venerdì. Io pure vado dalla mia governante che ho
che ho pure io a casa per andare a vendermi i prodotti di Vanna Marchi nel frattempo. Paolo Grillo, gol vittoria per l'Akragas che espugna il Mimmo Rende di Castrovillari. Grazie, allora, una partita difficilissima, si sa, non ci sono partite facili, oggi l'importante era vincere, abbiamo sofferto, però le grandi squadre si vedono qua. Adesso arriveremo alla partita di domenica magari con una consapevolezza diversa e di sicuro faremo di tutto per portare pure 3 punti a casa con la Vibonese. Che Akragas è stata oggi? Siamo partiti un po' male a rilento, non so, magari la partita scorsa è stata un po' dispendiosa, quindi ci può pure stare, ma oggi quello che contava era la vittoria, quello che contava, è l'atteggiamento di volere la vittoria. 3 punti fondamentali per raggiungere il prima possibile la quota salvezza. Assolutamente sì, però mi permetto di dire che non so se questa è una squadra che deve guardare solo la salvezza, però facciamo parlare gli altri, facciamo parlare noi, parliamo in campo. Poco tempo per gustare la vittoria sul campo del Castrovillari, domenica arriva la Vibonese, un'altra squadra costruita per provare a vincere il campionato. Che partita ti aspetti? Una partita difficile, loro hanno vinto tutte le partite, hanno perso solo col Trapani in 10, quindi non so magari come finiva in parità numerica. Sarà una partita difficile, dobbiamo recuperare l'energia in primis perché ci aspetta una grande battaglia. Direttore Cammarata, nonostante le tante assenze in casa Akragas, i biancazzurri portano a casa una vittoria importante sul campo del Castrovillari, vittoria in rimonta con i gol di Baio e Grillo. Sì Davide, è una vittoria importantissima, è la vittoria del gruppo che nonostante le grandi assenze e qualche calciatore che ha voluto giocare pur essendo acciaccato, questa era la vittoria del gruppo. Faccio i complimenti ai ragazzi, avevo detto in trasmissione quando sono stato ospite che non sarebbe stata una passeggiata e così è stato. Penso che la classifica del Castrovillari sia bugiarda perché oggi ho visto una squadra messa bene in campo che ha lottato palla su palla, però noi onestamente abbiamo fatto una grande prova di carattere e anche tatticamente e tecnicamente siamo andati in porta 6-7 volte, una volta per la bravura del portiere, qualche altra volta siamo stati imprecisi, ma a parte 2 gol abbiamo fatto altre 4-5 palle gol.